vi devo fare i complimenti perché era da un po' di tempo che io non vedevo una commedia così ben fatta che non scricchiola mai, e credo che parte del successo sia dovuto al fatto che c'è una scrittura che gioca con i registri e che spesso va dove non pensi che poi vada, non capita spesso. E allora volevo sapere con i tuoi co-sceneggiatori come avevi lavorato per dare questo ritmo e questa freschezza alla storia, anche in vista poi di un adattamento che c'è. Ma intanto grazie. Guarda, è quello che cerchiamo di fare sempre, però diciamo qui la cosa è forse un pochino più rischiosa perché c'è di mezzo un tema sul quale si può, no, scivolare pericolosamente. Mm, Però anzi, più il tema è spigoloso e più mi piace invece affrontare il film attraverso il registro della commedia, perché so che posso far ridere le persone su una cosa che poi però ha come dire, un lato nascosto che scoperto può diventare doloroso oppure emotivo, no? Quindi è una cosa che ti dico, faccio sempre. In questo caso qui con gli sceneggiatori abbiamo lavorato sull'adattamento italiano, no? Come dire, nel senso, visto il film francese c'era l'occasione, quello così mi è sembrata, di poter portare il tema della disabilità in commedia. Ecco, già questo era un passo importante. Dopodiché andava raccontato il paese, quindi attraverso i personaggi. Questi due personaggi sono, uno è orribile, l'altra è una persona che ti dà una lezione pur non volendotela dare. Insomma. Quindi il lavoro è stato, diciamo, dritto alla credibilità sostanzialmente anche nella scrittura. Nella vita che ci capita prima o poi a tutti quanti di vivere un dolore, e credo che a quel punto dobbiamo decidere se vogliamo essere vittime o meno. Mi sembra che Chiara sappia bene dove vuole stare. Secondo te è più difficile decidere di vivere nella luce rispetto alle ombre? No, assolutamente, scegliere il bene è più faticoso perché diciamo che il male è prepotente, è seducente anche da qualche punto di vista. La luce, il bene è una volontà, è anche una scelta, è anche un impegno, soprattutto per personaggi come Chiara che attraversano un dolore, lo elaborano perché non c'è un pulsante per cui vivo un dolore, lo risolvo e vivo nella luce. No, ci sono persone già illuminate così e persone che invece hanno bisogno di un lavoro, di un sostegno, persone che non se ne occupano mai e soccombono rispetto al proprio dolore. Il personaggio di Chiara in questo senso è una grande ispirazione proprio perché è un emblema di quello che è l'amore, che è accettare, amare l'altro chiudendo un occhio sui difetti dell'altro, perché quando tu non lo giudichi l'altro e non lo vuoi costruire a tavolino così come tu vedi la realtà, ma abbracci il suo essere diverso da te, lo ami perché è diverso da te, gli dai quella forza per credere in se stesso, che poi può fare un salto come quello che fa il personaggio di Gianni. Un altro elemento interessante è l'uso che tu fai delle location, perché ci sono Roma, c'è Torino, però mi sembra che tu le riprenda in un modo un po' inedito, anche i quartieri che tu utilizzi, che scegli. Mi piaceva che mi raccontavi un pochino come avevi lavorato su questo aspetto, perché secondo me è anche questo che dà una certa freschezza al film, perché è tutto un pochino diverso da quello che ci si aspetta da una commedia. Ma insomma anche lì però la ricerca è sul realismo. Gianni ha origini modeste, no? È uno che poi si è arricchito col tempo e ha fatto della ricchezza una propria qualità. E che ci fosse un contrasto tra la sua infanzia, il suo percorso familiare e il personaggio poi successivo era una cosa necessaria al racconto. Così sono andato poi a cercare un quartiere che conosco bene, perché a Roma c'è la Certosa, che è un posto, una periferia nemmeno tanto sconosciuta adesso così, dove però io sono più o meno cresciuto perché la conosco, insomma, quindi è una, come dire, era una connotazione anche lì di una impronta sociale di questo personaggio che andasse in direzione dell'umiltà, no? Come dire, del percorso successivo di grande successo economico, ecco. Però se qualcosa pesca nel fondo della sua anima questo personaggio è perché ha avuto quella radice lì, quell'origine lì. L'ultimissima domanda, Gianni rappresenta delle scorrettezze che secondo me ci rappresentano un po' tutti.
a volte una scorrettezza serve anche per essere un po' liberatorio, perché noi lo vediamo compiere delle azioni che sono un po' orrende, no? Però io da spettatrice a un certo punto ho detto, finalmente qualcuno che si comporta male, perché ci siamo ritrovati in una bolla in cui se dici una parola fuori posto sei tacciato e serve un po' di È nato alla scorrettezza. gogna, oserei dire. Sì, ridere con intelligenza è la cosa più bella forse che ci sia, cioè poter ridere, se ridere delle tragedie, diciamo così. La stessa storia può essere raccontata, ovviamente, come ci insegna il racconto delle storie da sempre, da prima di noi, in farsa o in tragedia. Raccontarla in farsa è difficile, ridere di noi stessi è molto difficile, è più facile essere aggressivi gli uni contro gli altri e pensare che il difetto dell'altro non ci riguarda, ma lo stesso difetto ce l'abbiamo pure noi, per quello dovremmo comprenderci. Grazie mille. Grazie a te.